Due parole da parte di Angelo Moretto, Presidente del Proloco di Concordia. Sì, buonasera. Francesco aveva detto prima che faceva metà delle edizioni, invece è doppia questa, non una, è doppia, vai. Grazie. L'anno scorso avevo detto che erano 17 anni, quanti sono quest'anno? 18. Infatti il tempo passa, cambiano i modi di vivere, cambiano le abitudini, cambia la gente, anche purtroppo cambia proprio il carattere della gente e il sistema di comportamento. Io dico per fortuna qualcosa che non cambia sono le tradizioni, che esistono da un bel po' e tutte le tradizioni, se avete fatto caso, arrivano tutte quante da usanze della Chiesa naturalmente, ricorrenze di santi e quant'altro. Quindi noi dobbiamo dire un grazie ai nostri parroci che con la loro presenza continuano a mantenere queste tradizioni. Se continuano le tradizioni, il merito di qualcuno c'è, oltre ai preti. In questo caso il merito è anche della confraternita Verga Concordieri che abbiamo invitato qua, della Proloco di Concordia, ma soprattutto della Proloco di Portogruaro, questa associazione con il direttivo Fatto Nuovo, il suo presidente Stefano Sonzin, al quale io faccio i migliori auguri per un buon lavoro, per tutto il mandato naturalmente, e poi anche ancora, se fai come me, non lasci mai la sedia. Io direi che stamattina sono rimasto colpito da quanta gente era presente alla funzione delle 7:30. Vuol dire che il merito di tutto questo, se la tradizione continua, è il merito naturalmente delle associazioni, ma anche vostra, con la vostra presenza voi riuscite a farci continuare. Vi ringrazio tutti quanti di cuore. Adesso doverosamente la parola al nuovo presidente della Proloco di Portogruaro, Stefano Sonzin, che è, diciamo così, con i suoi collaboratori l'artefice della buona riuscita, mi pare, anche della edizione 2009 della Festa della Pescheria. Grazie, buonasera a tutti. Dopo queste belle parole è sempre un po' difficile avere la stessa capacità ovviamente di mantenere una discussione rilevante. Io volevo innanzitutto ringraziare Francesco perché ha indubbiamente contribuito alla realizzazione di un evento. Questa mattina, devo essere sincero, per me è stata la prima volta da adulto che partecipa a una funzione religiosa, la funzione religiosa della Madonna della Pescheria ovviamente, non a un, certo, io avevo partecipato da piccolo, un ottimo ricordo, ma non ricordavo una partecipazione in questi termini, devo essere sincero, non avrei mai creduto di avere tante persone ad un orario che sicuramente è stato per me un po' difficoltoso rispettare. Sul piano organizzativo è stata una soddisfazione, perché ovviamente chi fa Proloco sa, noi ce la mettiamo tutta, siamo una compagine, si dice nuova, lui parlava Angelo di 18 anni, per noi è il primo anno. Ho preso una vicepresidenza importante che è Marco Antonio Bozzico, che sicuramente ha esperienza in grado di trasferircela, però siamo tutti ragazzi giovani, paghiamo qualche piccolo scotto di inesperienza, però la soddisfazione che abbiamo avuto sia in questa manifestazione religiosa, sia per la realizzazione precedente che non c'entra nulla in questo contesto che è la città viva, ci ha dato veramente soddisfazione, ci siamo divertiti. Io lancio un piccolo appello alla comunità di poter partecipare alle associazioni come la Proloco, perché sono una realtà importante del territorio, un richiamo alle amministrazioni comunali che ci diano sostegno e ci facciano obiettivamente lavorare, perché noi chiediamo soltanto di partecipare alla vita sociale, e lascio loro la parola, però colgo l'occasione per ringraziare, se mi permettete, le persone che hanno fatto parte del mio direttivo e che mi hanno dato chiaramente assistenza. Vorrei quindi ringraziare pubblicamente Antonio Cester, ringraziare Alberto De Ghezza, ringraziare Paolo Bertuzzo, ringraziare Marco Marin, ringraziare Giorgio Acchino, ringraziare Guido Gazziero, ringraziare Massimo Arzinotto. Sono tanti nomi, sicuramente voi non li potrete ovviamente ricordare, ma mi faceva piacere perché hanno contribuito. Grazie. Adesso in conclusione degli interventi passiamo con le autorità civili, prima Marco Geromei, sindaco di Concordia, e poi proseguiremo col vice sindaco di Portogruaro. Grazie e buonasera a tutti. Rispetto all'anno scorso che abbiamo festeggiato la Madonna della Pescheria sotto la pioggia e con poca gente, mi sembra che questa sera Monsignor insomma
l'evento sia riuscito per bene. Vengo sempre con piacere a questa manifestazione perché trovo una simbiosi tra le comunità di Concordia e di Portogruaro, c'è una collaborazione fra le Proloco, ho detto presidente della Proloco di Concordia, il nuovo presidente della Proloco di Portogruaro, al quale va tutto il mio augurio di un buon lavoro, di portare avanti quello che è stato fatto in passato, di migliorarlo e di poter far sì che insomma, la gente venga nelle piazze per motivi religiosi e anche culturali e diciamo che ne abbiamo tante occasioni per farlo. Quindi un invito di portare la gente in piazza, abbiamo bisogno di stare assieme tutti, come associazioni, come Chiesa, come istituzioni, soprattutto in questo periodo che non è dei più felici. Quindi in questo momento si vedono le comunità. Noi cercheremo di prendere esempio dalle Proloco, dalle associazioni per poter collaborare sempre di più fra i due comuni e chiudo augurando veramente alla città di Portogruaro di trovare al più presto una sistemazione, una soluzione, perché non possiamo permetterci di stare senza governo in questo momento. Quindi va il mio migliore augurio al comune di Portogruaro. Una cordialissima buonasera a tutti gli intervenuti. Credo che il primo ringraziamento vada a voi, che siete davvero numerosi. Questo significa che avete a cuore non solo le tradizioni della nostra città, ma che sicuramente questo comune sentire deriva anche da quanto i nostri genitori ci hanno trasmesso attraverso la fede e credo che questo non sia cosa da sottovalutare. È chiaro che vanno fatti dei ringraziamenti, i ringraziamenti vanno fatti a quanti hanno lavorato seriamente per fare in modo che questa splendida manifestazione riuscisse. Fare l'elenco di quanti hanno lavorato e contribuito è praticamente impossibile, però permettetemi di fare due semplici annotazioni. Stamattina, quando sono venuto alla Santa Messa, Monsignor Cesco mi ha preparato una sedia e mi ha detto: sediti qua perché dalla mia predica imparerai qualcosa. E credo che veramente se uno sta attento sempre si impara qualcosa. E mi sono chiesto, quando nel 1600 degli umili pescatori sono venuti fino qua per costruire questo oratorio, lo hanno fatto sicuramente per dei motivi nobili, ma quando arrivavano fino a qua sapevano ringraziare, un verbo che oggi purtroppo è passato in disuso. Oggi il verbo avere prevale sul verbo essere. E quando qualcuno viene qua, speriamo preghi, non dica le preghiere o reciti delle giaculatorie, perché pregare, come pregavano i nostri vecchi, è cosa diversa da chi pretende oggi di dire preghiere. Mi permetterei, accogliendo l'invito del sindaco Geromin, di rivolgere alla Madonna della Pescheria una preghiera sentita, che illumini i cuori e le menti di coloro che reggono le sorti di questa città, perché questa città ha bisogno di continuare ad avere quella luce, ma soprattutto quella maniera di essere che è propria delle nostre genti. Perciò concordiesi e portogruaresi, siate fieri delle vostre comunità, perché veramente da qua noi possiamo davvero aprire una nuova fase per la vita civile e religiosa delle nostre genti.